Sentiamo anche Dimitri allora. Ma io faccio alcune considerazioni, anche se è difficile ormai, arrivati a questo punto, trovare delle critiche anche a questa società, perché veramente ormai non so più cosa dire. Allora, la prima cosa, vi siete chiesti perché non sono stati presi in considerazione di allenatori che sono legati con la città. Io vi aggiungo una cosa, nella formazione titolare del Padova non c'è un solo padovano, non ce n'è uno. Sì, anche se questo ti dico Questo, diciamo, sì, può essere un sicuramente voglio dire un giocatore che gioca nella squadra della sua città sicuramente ci mette molto di più. Ecco, poi io credo che sia assolutamente incredibile quello che è successo nell'ultimo periodo. Se rileggiamo i fatti oggettivamente, allora è stato mandato via un direttore sportivo a metà della campagna acquisti. Sì. È stato preso un ulteriore direttore sportivo che non ha concluso nessuna operazione se non quella di Patrasco, che era già stata intavolata. C'è chi dice la Cestaro tramite i buoni uffici con Campedelli, c'è chi dice la Meluso. Tessera aveva chiesto un giocatore, un solo giocatore, che era Marco Rigoni. Marco Rigoni voleva tornare a Padova, la Ternana era disposto a cederlo. Siamo arrivati penso nell'unico posto al mondo dove con queste premesse non è stato acquistato un giocatore di questo livello qua, un padovano tra l'altro, sì. Un padovano che avrebbe permesso a Tesser di fare il suo modulo, per cui è arrivato... Questo l'ha detto anche Tesser a te? Tesser non l'ha detto direttamente, ha detto ho fatto delle richieste in società, io non le faccio sui giornali giustamente secondo me, a tutti lascio giudicare se siano arrivati o no quei giocatori che io ho chiesto. Sì. Questo altro dato di fatto. Poi, negli ultimi giorni della campagna acquisti abbiamo assistito a delle cose veramente incredibili, cioè al fatto che si è detto che sarebbe arrivato un attaccante, non è arrivato. Cestaro ha detto che avrebbe preso l'obiettivo numero 1 era Greco del Pisa, proprietà del Genoa. Ha detto che era sicuro della buona fede di Preziosi, che gli aveva assicurato che il giocatore sarebbe arrivato. Chiunque conosca quello che succedeva a Pisa sa perfettamente che il vicepresidente Pomponi ha licenziato Oreste Cinquini per aver ceduto Greco alla Salernitana, che ha detto che Greco sarebbe rimasto qui qualsiasi cosa sarebbe successa finché io sono vicepresidente. Ora, se uno non conosce queste cose, può fare il presidente della società di calcio come il Padova? Io dico, questa è la mia domanda. Si sono accostati giocatori come Marazzina, come tutta un'altra serie di nomi, non è arrivato nessuno, adesso torna Sabatini dopo che è stato mandato via in maniera che penso lascio commentare a chi ci segue, Tesser viene mandato via, torna Sabatini, e rimane un direttore sportivo come Tosi che si ritrova un allenatore scelto dal precedente direttore sportivo. Cosa sta a fare qui? Io dico, io sono veramente incredulo. Sarebbe dovuto mandare via anche Tosi. Ma incredulo di fronte a quello che sta succedendo. Io dico, questa è una società che vuole salire in Serie B, penso veramente che non ci siano veramente parole per definire quello che sta succedendo. Ma senti, poi torniamo anche sul discorso dei giocatori. Tu pensi che abbiano qualche colpa specifica i giocatori? Guarda, ti dico solo, Pillon, che era ospite lunedì qua con noi, ha detto non diamo troppa importanza ai giocatori, loro devono solo pedalare. Ha perfettamente ragione. Invece qui a Padova ha perfettamente ragione, perché quello che succede, ma certo, ma è una conseguenza sempre della società. Cestaro ha avuto più di un'occasione in cui prendere un direttore generale di un certo spessore. Più di un direttore generale, non facciamo nemmeno i nomi, comunque ormai sono stati fatti, hanno chiesto ovviamente pieni poteri. Un direttore generale deve avere pieni poteri in una società. Sì. Non è mai stata accettata questa cosa, voglio dire, ci ritroviamo in una condizioni, voglio dire, di una società che ha sempre la stessa struttura. L'unica cosa che non cambia dagli ultimi 5 anni è il presidente e alcuni dirigenti. Questo il comune denominatore di questi fallimenti, di questi anni fallimentari è Cestaro, bisogna dirlo. Certamente non è possibile che passino fior di allenatori, fior di giocatori e siano tutti di direttori di potere, siano tutti brocchi, tutti improvvisamente che non funzionano. Anche perché poi vediamo che in realtà non è così, perché poi i giocatori cambiano maglia. È passato anche Renato Favero, ha scoperto Messi, ha scoperto Lavezzi, ha scoperto Toni, ha scoperto Rocchi, cioè tutti quelli che vengono qua improvvisamente sono mandati via, ritornano, vanno in altre società e per questi motivi qua riescono a ottenere anche dei risultati. Allora mi chiedo, vogliamo renderci conto che qui a Padova c'è un problema? Voglio dire che può venire anche Gesù Cristo ad allenare, ma la situazione non cambierà mai finché ci sono certe premesse, questa è la mia opinione. Quindi tu dici, non importa se Cestaro che è una benedizione per il calcio, perché è un presidente che investe molti soldi, che ha molta disponibilità,
A questo punto, se è lui il problema, è meglio che si faccia da parte un presidente come Cestario, che venga un presidente più competente e magari meno danaroso. Io dico, allora, dunque, qualcuno ha detto anche, continuano anche in queste settimane, non c'è mai stato nessuno realmente interessato al calcio Padova. Invece non è vero. L'anno scorso c'era Mauro Bertani e assieme a lui Barella. Allora, poniamo, nessuno ci ha mai spiegato in che cosa sia consistita questa trattativa. Non sta a me dire se questa trattativa aveva le basi solide, però qualcuno, un padovano che si era fatto avanti, per cui continuiamo a dire che non c'è nessuno dietro. Io non sono d'accordo da questo punto di vista, perché secondo me questo è anche un alibi da dire non c'è nessuno. Proviamo realmente a vedere chi c'è, scopriamo le carte. Io dico, quando Claudio ha detto prima a Sabatini gli faccio un in bocca al lupo perché non so cosa dirgli, cioè non ho altre domande da fargli, io condivido esattamente il suo pensiero. Io gli faccio in bocca al lupo, mi fa veramente tenerezza anche questi serie di allenatori che arrivano qui, che si trovano in questa situazione e poi non vengono messi nelle condizioni di lavorare. Ecco, questo è il fatto. Qui abbiamo un presidente che ha detto l'anno scorso